Tragedia del pomeriggio a Col San Martino. A causa dell'incendio divampato nella sua abitazione, un'anziana di 93 anni ha perso la vita. Vani i soccorsi dei vigili del fuoco e dei sanitari. La donna è morta soffocata dal fumo. Gino Cecchettin sta preparando un messaggio da leggere martedì per l'addio a Giulia. Il funerale sia un messaggio di partecipazione, dice. Intanto Filippo Turetta a Verona in lacrime ha incontrato i genitori. Ladri in azione a Casieri, in una zona residenziale, nel mirino una villetta. Là vicino ho sentito un rumore fortissimo, ma pensavo stessero facendo dei lavori. Non potevo immaginare che alle 5 del pomeriggio fossero i ladri. Bagni danneggiati, carta igienica nelle grondaie, atti vandalici alle scuole medie di Spresiano. Il sindaco della Pietra sposa la proposta di Mario Conte, corsi di educazione civica per genitori e figli. Da Cappella Maggiore a Dubai per promuovere la sostenibilità al Climate Conference Scope, un forum per le scuole collegato alla COP28, l'unica delegazione italiana partita oggi alla volta degli Emirati Arabi. Prima domenica di dicembre con 100.000 persone a Treviso, dove nel pomeriggio c'è stata l'accensione dell'albero di Natale. Stamane caos sul PUT per un'auto contro la centralina semaforica. Ieri l'appello del professor Carlo Fassetta per salvare lo schieson trevisan, che dopo oltre 3 secoli rischiava di non venire più stampato. Oggi il lieto fine della vicenda, perché da appena 10 giorni lo storico lunario è della Trevisani nel mondo. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, che purtroppo si apre con la cronaca e con la tragedia che si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi a Col San Martino, frazione di Farra di Soligo, dove un'anziana di 93 anni ha perso la vita nell'incendio della sua abitazione. Allora ci colleghiamo con Farra, con Marta Marangon, con le immagini di Alberto Pivetta. Buonasera Marta. Sì, buonasera Francesca, buonasera a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi in un'abitazione in via Calnuovo, siamo a Col San Martino, frazione di Farra di Soligo. Nel rogo scoppiato nella sua abitazione ha perso la vita un anziano, una donna di 93 anni, Giovannina Merotto, che viveva nella casa che si trova proprio nel centro del paese. A dare l'allarme poco dopo le 17 è stato il figlio che abita con l'anziana madre. Subito sono scattati i soccorsi, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Con l'ambulanza da Treviso si è alzato in volo anche l'elicottero. Purtroppo però quando sono entrati nell'abitazione invasa dal fumo hanno trovato la 93enne già morta nella zona della cucina, probabilmente soffocata dalle esalazioni. L'anziana era inferma, era in sedia a rotelle, probabilmente stava accendendo la cucina economica quando è divampato il rogo e la signora non è riuscita a mettersi in salvo. Ancora frammentarie le informazioni sulla dinamica della tragedia che i vigili del fuoco assieme ai carabinieri intervenuti sul posto stanno ricostruendo. In costante contatto con i militari dell'Arma anche il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin, che nell'immediatezza della tragedia si stringe alla famiglia dell'anziana. Queste dunque sono le notizie che abbiamo da Col San Martino, frazione di Farra di Soligo, e purtroppo Francesca c'è anche però un'altra notizia di cronaca di questi ultimi minuti ed è quella di un incidente stradale che si è verificato poco fa lungo la Pontebana tra Spresiano e Villorba. Si tratta di uno scontro tra 2 auto, sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, la polizia stradale ed i sanitari del 118 sulla Pontebana. Tra l'altro il traffico è intenso e si stanno verificando lunghe code. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Marta Marangon per questi ultimissimi aggiornamenti di cronaca, grazie anche ad Alberto Pivetta per queste immagini della tragedia che si è consumata col San Martino nel tardo pomeriggio. Voltiamo pagina, abbiamo scelto una chiesa grande affinché arrivi un messaggio di grande partecipazione. Lo abbiamo voluto così perché arrivi questo messaggio. Sono le parole del papà di Giulia Cecchettin, che ha parlato dei funerali della figlia che si svolgeranno martedì alle 11 nella chiesa di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Sto preparando un messaggio scritto che leggerò quel giorno, ha aggiunto Gino. Intanto questa mattina Filippo Turetta, in carcere con l'accusa di aver ucciso l'ex fidanzata, ha incontrato per la prima volta i genitori. Il 21enne ha abbracciato in lacrime
lacrime la madre e il padre nel colloquio durato un'ora. Intanto si apprende che l'interrogatorio di 9 ore davanti al PM di Venezia di Turetta viene definito esaustivo e non ne sono stati programmati altri, anche se non è escluso che gli inquirenti possano avere poi la necessità di risentirlo. Nel frattempo, da quanto si apprende, la Fiat Grande Punto nera del 21enne è ancora in Germania, dovrebbe essere riportata in Italia dopo il 10 dicembre. Dentro l'auto è stato trovato un telefono cellulare, ma non si sa ancora se sia di Turetta o di Giulia Cecchettin. L'avvinazione ieri pomeriggio a Casier, in una zona residenziale nel mirino una villetta. Ai nostri microfoni il racconto di una vicina. Ho sentito un rumore fortissimo, ma pensavo, dice, stessero facendo dei lavori. Non potevo immaginare che alle 5 del pomeriggio quei rumori fossero provocati dai ladri. Questo è un bel quartiere, una bella zona e non avrei mai pensato sinceramente che alle 5 del pomeriggio venissero a far visita proprio qua. Via Chianni, una strada che attraversa una zona residenziale di villette e appartamenti a Casier, un quartiere tranquillo, finito nel pomeriggio di sabato nel mirino dei ladri. A raccontare quanto accaduto una residente che abita nella casa accanto a quella violata dai malviventi. Ho sentito dei rumori molto forti, molto importanti e che ho interpretato come dei lavori di ristrutturazione. D'altra parte il sabato pomeriggio più o meno tutti a casa si danno da fare in questo senso. Tra l'altro stavo guardando la televisione e ho detto vabbè dai, non sento neanche, spengo. Ho spento la televisione. In realtà quel rumore così forte è opera dei ladri che stanno scardinando la porta finestra della cucina. È da qui che sono entrati in cerca di denaro e preziosi, mettendo a soqquadro le stanze. Solo quando i padroni di casa rientrano si accorgono dell'accaduto. Mi è dispiaciuto parecchio perché io e la mia vicina di casa siamo non solo vicine di casa, ma siamo anche amiche. Magari, non so, scriverle un messaggio anche così stupidamente, stai facendo lavori, così magari mi avrebbe detto no, guarda, in questo momento non ci sono, avrei potuto, tra virgolette, svegliarmi. Non si fa troppo caso a certe cose quando invece uno dovrebbe stare attento. Qualche mese fa i malviventi, sempre in via Chianni, avevano preso di mira alcune auto parcheggiate, in un caso addirittura smontando la parte anteriore di una vettura non prima di aver lasciato il quartiere al buio, staccando la corrente per lavorare indisturbati. Casier dunque è solo l'ultimo comune della Marca colpito dai furti nei giorni scorsi. Come testimoniano i post sulla pagina Facebook di Furti in Corso, era toccato a Biancade per ben 2 volte in pochi giorni e a Codognè, qui malviventi in azione con i proprietari presenti in casa. Sono diversi gli episodi di danni registrati negli ultimi tempi alle scuole medie di Spresiano, con il sindaco che si dice d'accordo con il collega di Treviso Conte, che aveva proposto dei corsi di educazione civica per figli e genitori di quei figli che si rendono responsabili di atti di vandalismo. I galleggianti delle cassette dei water rimossi per ben 2 volte in pochi giorni, costringendo i tecnici ad intervenire. Ma qualche tempo prima erano state delle palline di carta igienica ad essere messe nello scolo delle acque che portano le grondaie a provocare problemi al primo temporale. E ancora maniglie delle porte danneggiate o chiavi rotte nelle serrature. Accade alla scuola media di Spresiano. Dobbiamo intervenire quasi settimanalmente in quel plesso. Probabilmente si tratta di danni fortuiti, ma questo ripetersi nel tempo ci lascia un po' perplessi. Quindi attenzione, nei prossimi giorni gli episodi, spiega Giuseppe Mestriner, assessore alle manutenzioni, che ha avvisato dell'accaduto il primo cittadino della Pietra, che su Facebook in un post ha avvertito gli studenti su quella che sarà la sua azione nel caso si dovesse ripresentare per la 3ª volta il problema nei bagni. Invece di chiuderli li lascio rotti. Allora io capisco la bravata, guardate, io sono stato il primo a farle nei miei anni, però la bravata è una. Quando la reiteri comincia a diventare un comportamento criminale, quando la fai 3 volte vuol dire che sei proprio da educare. La mia è una provocazione, continua il sindaco, per stimolare genitori o compagni di classe a farsi avanti, ma soprattutto perché non succeda più. Il primo cittadino poi condivide la posizione del collega di Treviso Mario Conte alle prese con atti di vandalismo più gravi nei quartieri della città, che ha lanciato la proposta di corsi di educazione civica anche per genitori dei ragazzi che compiono queste azioni. Potrebbe essere una soluzione, anche perché magari poi un genitore avrebbe più occhio nei confronti dei figli, quindi sono perfettamente d'accordo. Genitori sono in qualche modo coinvolti e responsabili dei gesti dei propri figli?
Guardate, io ho mia figlia maggiore che è proprio alle scuole qui, quindi se dovessi sapere che è in qualche modo coinvolta in queste condotte, probabilmente ecco, la prossima volta che uscirà sarà maggiorenne. Dopo i recenti casi di truffe verificatisi nella Marca, la Guardia di Finanza mette in guardia i cittadini con una serie di consigli per proteggere i propri risparmi. L'imprenditore agricolo truffato di 250.000 euro, il dirigente d'azienda che credeva di investire 98.000 euro volatilizzati invece dalla sua assicuratrice. Gli ultimi casi di truffa non sono che la punta di un iceberg di un fenomeno che sta aumentando sempre più nella Marca, di qui i consigli della Guardia di Finanza finalizzati alla tutela del risparmio, in primo luogo a partire dall'affidarsi ad operatori abilitati, quindi ad esempio iscritti all'albo dei consulenti finanziari. La documentazione va attentamente vagliata, nel caso rivolgendosi anche a consulenti di fiducia. Bisogna diffidare assolutamente di guadagni che vengono proposti in breve tempo e con modalità particolarmente semplici. Nessuno regala nulla, insomma, e bisogna diffidare sempre da chi propone facili guadagni. A volte le vittime vengono approcciate con piccoli investimenti che vanno a buon fine, dopodiché i truffatori procedono a chiedere importi ben più importanti. Per ogni dubbio o sospetto è importante rivolgersi al numero di pubblica utilità 117. Nel caso poi ci si renda conto di essere stati truffati, presentare subito denuncia alle forze dell'ordine. Altresì è fondamentale allegare alla denuncia copia dei messaggi di posta elettronica, copia dei documenti, le chat di WhatsApp, gli audio degli incontri intercorsi con i truffatori. Lasciamo per un attimo la Marca, andiamo a Venezia dove oggi si sono vissuti attimi di paura in Rio della Verona per una gondola che si è ribaltata facendo cadere in acqua i passeggeri. Dalla ricostruzione i 4 turisti orientali a bordo non avrebbero assecondato la manovra del gondoliere e per fare delle foto non solo sono finiti in acqua ma hanno fatto appunto rovesciare l'imbarcazione. A sostenerli lo stesso gondoliere che li ha messi in salvo. Nulla di drammatico visto la profondità minima dell'acqua ma come detto tanta paura e soprattutto il freddo e il peso degli abiti pesanti inzuppati che hanno reso difficile il recupero. Vedete le immagini pubblicate su Instagram da Venezia, non è Disneyland. I turisti una volta risaliti a riva sono stati accolti e portati al caldo nella sartoria del teatro La Fenice. Prima domenica di dicembre con 100.000 persone che hanno preso d'assalto il centro di Treviso dove nel pomeriggio c'è stata l'accensione dell'albero di Natale. L'accensione del grande albero in Piazza dei Signori dà ufficialmente il via al Natale a Treviso, presa d'assalto in questa prima domenica di dicembre, complice anche la giornata di sole, quasi 100.000 persone arrivate in centro storico. Dato che è stato elaborato dalla centrale operativa attraverso i sistemi di videosorveglianza e dai lettori targhe che sono installati all'ingresso della città. Anche per queste festività natalizie, come accaduto gli anni scorsi, la polizia locale ha posizionato le transenne in alcune vie del centro per veicolare il traffico pedonale. Sono state chiuse in particolare via 20 settembre e Calmaggiore dalle 14.30 alle 18.30. Questo avverrà tutti i sabati e tutti i giorni festivi fino al 7 di gennaio. Disagi alla circolazione questa mattina in via Cairoli all'altezza dell'incrocio con varco Caccianiga per la fuoriuscita autonoma di una 500 condotta da una 28enne. Per causa in corso d'accertamento la donna ha perso il controllo della sua auto che prima di finire la sua corsa contro un albero ha completamente distrutto la centralina dell'impianto semaforico, costringendo gli agenti della locale allo spegnimento dei semafori collegati. La 28enne, rimasta lievemente ferita, è stata trasportata al pronto soccorso. Per domani mattina sarà assicurata la presenza degli agenti della polizia locale per garantire la viabilità manuale soprattutto nelle ore di punta, e cioè dalle 7.30 almeno fino alle 9 del mattino, stante il notevole flusso pedonale e veicolare che interessa tutta la zona. La Cappella Maggiore a Dubai per promuovere la sostenibilità al Climate Conference Scope, un forum per le scuole collegato alla COP28, l'unica delegazione italiana partita oggi alla volta degli Emirati Arabi.
Abbiamo tutto un lavoro fatto dai ragazzi delle nostre scuole che è stato molto apprezzato dalla preside della James Legacy School di Dubai, dalla quale ci è arrivato l'invito e che appunto ci ha invitati a portare la nostra esperienza alla conferenza del clima che si tiene proprio in questo periodo a Dubai. Il progetto è quello dell'Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore, 900 studenti, 4 amministrazioni comunali, Cappella Maggiore appunto, Colle Umberto, Fregona e Sarmede ed il consorzio Proloco Prealpi. Ce lo racconta la sindaca Maria Rosa Barazza in partenza dall'aeroporto Marco Polo con l'unica delegazione italiana per la Climate Conference Scope di Dubai, collegata alla COP28, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Il forum vede la partecipazione di 30 scuole da tutto il mondo sul tema appunto del clima e della sostenibilità. È un'occasione grandissima che ci consente di portare le nostre esperienze, i nostri progetti, i lavori dei nostri ragazzi e dei nostri insegnanti. Infatti con me ci sono gli insegnanti che hanno lavorato con i ragazzi ed è anche il riconoscimento di un lavoro fatto dal quale ci aspettiamo di avere e di tanti altri stimoli per andare avanti sui temi della sostenibilità che sono cruciali in questo momento che stiamo vivendo. E a proposito di cambiamenti climatici, questi insieme ai lunghi periodi di siccità condizionano anche la scelta degli alberi che il comune di Treviso pianterà nei prossimi anni. Con la variazione del clima stiamo cambiando anche noi la tipologia degli alberi, perché chiaramente abbiamo periodi di siccità sempre più lunghi, quindi dobbiamo fare anche delle verifiche, di non trovarci come 3 anni fa, abbiamo avuto quasi 6 mesi di siccità e questo è un problema. I cambiamenti climatici con lunghi periodi siccitosi spingono a rivedere anche i piani di forestazione, puntando su alberi che possano resistere alle nuove condizioni meteorologiche con cui da qualche anno stiamo facendo i conti. Ginkgo biloba, cipresso calvo e poi sempreverdi, cedro dell'Himalaya e del Libano, leccio alloro, olivo sono le nuove tipologie di piante che nei prossimi anni rientreranno nel programma di forestazione del comune di Treviso in quelle aree che si sono rese libere dal piano interventi. Stiamo andando al ritmo circa di 1.000-1.500 alberi all'anno, ma aumenteranno fra 3 anni quando considereremo l'attuale. La città di Treviso, dopo aver conquistato il titolo di Green Leaf Award, ha visto il bosco di Via Selvatico inserito da zero CO2 nell'elenco delle forestazioni in Italia. Per una Treviso sempre più verde, con sempre più alberi per azzerare la CO2 e assorbire gli inquinanti. Comuni e terzo settore hanno firmato il protocollo per la promozione di una politica unitaria sul tema dell'abitare nella provincia di Treviso, accordo che punta ad incentivare i privati a mettere a disposizione alloggi per le persone in difficoltà, per le quali sarà previsto un piano educativo sull'abitare. Appartamenti che i privati preferiscono mantenere sfitti piuttosto che incorrere in morosità degli inquilini, persone con un reddito non sufficiente a coprire la garanzia di poter pagare regolarmente un affitto, alloggi ERP in decadimento. È per far fronte a queste problematiche che è stato firmato il protocollo per la promozione di una politica comune sull'abitare nella provincia di Treviso, che prevede lo stanziamento di un fondo di sostegno. Sostegno economico, quindi l'aiuto per evitare gli stacchi e anche gli sloggi in determinate situazioni rivolte a quelle fasce che non sono quel puro sociale che arriva ai comuni, ma quelle persone che hanno anche un lavoro ma che non hanno l'opportunità o la possibilità di pagare per esempio l'affitto o avere delle difficoltà, ma anche legate per esempio al mondo degli studenti, al mondo di chi ricerca anche un'abitazione legata appunto anche all'area della sanità e anche ovviamente legata anche a quella che è la necessità territoriale. Con la modifica della legge regionale sugli alloggi disponibili nei municipi, che ha portato a destinare a progettualità sociali 2 residenze per ogni territorio comunale, l'Associazione Comuni e il Centro Studi Amministrativi della Marca si impegnano ad attuare altre iniziative per venire incontro alle persone in difficoltà, anche facendo loro da garanti. Si fonda anche su un'attività fatta in sinergia con il terzo settore, in particolare con il volontariato, per educare all'abitare. Questo permetterà ovviamente ai propri comuni che conoscono le situazioni attraverso i propri servizi anche di educare le persone che intervengono all'interno di questo fondo. L'adesione dei comuni al protocollo sull'abitare sarà su base volontaria.
abbiamo trovato invece un accordo a livello provinciale che ha messo insieme più soggetti per lavorare non solo su questo fondo, ma anche lavorare assieme alla Regione e anche con il Ministero per quelle che sono le modifiche normative atte a cercare di dare delle risposte puntuali e precise, anche con delle modifiche che già la Regione del Veneto ha fatto in particolare e che permettono ai comuni di intervenire per i propri casi sociali al di là di quelle graduatorie legate all'edilizia residenziale pubblica. Sono stati 14 gli apparecchi acustici donati dall'associazione Alto Volume a bimbi sordi in difficoltà economica, un traguardo raggiunto anche grazie ad Antenna 3. Anche il merito vostro per averci dato questa visibilità, già la terza volta che ci ospitate qui, e da zero apparecchi siamo arrivati a 14 apparecchi. Un primo importante risultato per l'associazione Alto Volume, impegnata ad affiancare i bambini sordi e le loro famiglie, aiutando in casi di difficoltà economica con la donazione di apparecchi acustici. Nel corso del tempo era emersa la difficoltà di trovare situazioni a cui destinare i dispositivi acquistati grazie alle donazioni di ANAP Treviso e Associazione per Mio Figlio. Siamo riusciti a arrivare a questo traguardo e siamo quasi arrivati a donare per l'intero importo della donazione che ci avevano dato i nostri donatori. Ma le donazioni non si fermano. L'ANAP di Treviso, per tramite del presidente Bruno Mazzariol, ci ha donato 5.000 euro, altri 5.000 euro per poter acquistare altri nuovi apparecchi acustici. Come se non bastasse, il capogruppo dell'ANAP di Castelfranco ci ha donato 1.500 euro per poter portare avanti la nostra attività di sensibilizzazione. Questi soldi serviranno per portare nelle scuole il libretto Il cerchietto magico per sensibilizzare i bambini sul tema della sordità tra i più piccoli e contrastare ogni forma di discriminazione. Libricino in vendita questa domenica al mercatino di Natale di Strana per raccogliere nuovi fondi da destinare all'acquisto di apparecchi acustici. Un'iniziativa che ha di fatto ufficialmente dato il via alle celebrazioni per le festività nel comune che ospita l'associazione Alto Volume, con la prima cittadina che ha garantito il suo impegno per sensibilizzare i colleghi sindaci a individuare quei nuclei in difficoltà economica con figli affetti da sordità e che potrebbero quindi accedere alle donazioni previa valutazione economica della famiglia e dello stato di sordità del bambino con certificazione medica. Paradossalmente c'è difficoltà ad arrivare, cioè ci sono a disposizione questi apparecchi che possono appunto cambiare la vita anche di questi bambini e non si riesce ad arrivare magari laddove c'è reale bisogno. Anche il settore dei panificatori soffre la mancanza di un ricambio generazionale e la carenza di personale. Cresce infatti il numero di attività costrette a chiudere per sempre i battenti nella Marca. Spesso punti di riferimento, botteghe storiche che hanno visto i paesi intorno a loro cambiare, presidi del territorio oggi più che mai a rischio sopravvivenza. Tra 2021 e 2022 sono stati 4 i panifici nella Marca che hanno abbassato per sempre le serrande, numeri destinati a crescere negli ultimi 12 mesi e il più delle volte all'origine di queste chiusure la mancanza di un cambio generazionale. Un panificio artigianale come i nostri di solito è condotto da famiglia, quindi cominciamo con l'età che avanza, qualche malore, e se non si ha un ricambio generazionale è veramente difficile, quindi se non si ha un figlio che va avanti nell'attività, quando si arriva all'età pensionabile tanti chiudono. La difficoltà nel recuperare il personale, questa è una piaga veramente grande. Quindi giovani, se volete un bel lavoro che fa bene, tanto bene, fatevi vedere, fatevi conoscere che noi siamo pronti ad abbracciarvi e ad accogliervi nelle nostre aziende. Sono quotidiani i casi di giovani che si presentano per un colloquio ma poi rinunciano all'impiego. Ogni giorno, questo è il problema, lavorare poco, possibilmente non il sabato, non la domenica, e questo per noi panificatori è un problema. Sono proprio gli orari di lavoro il più delle volte a far desistere nell'accettare un posto di lavoro. Si lavora magari di notte, bisogna andare a letto presto, quindi, però è anche vero che si ha molto tempo libero, quindi per un uomo è un lavoro secondo me che dà veramente 1000 possibilità anche per gli hobby, e per una donna è comunque un bel lavoro perché si ha la possibilità di stare a contatto con le persone.
Ieri abbiamo raccolto l'appello del professor Carlo Fassetta per salvare lo Schieson Trevisan, che dopo oltre 3 secoli rischiava di non venire più stampato. Oggi vi raccontiamo il lieto fine della vicenda, perché da appena 10 giorni lo storico lunario è della Trevisani nel mondo. Lo Schieson Trevisan non sparirà, ma ritornerà nel prossimo anno con la stessa veste che ha avuto negli anni precedenti. Noi come Associazione dei Trevisani nel mondo ne siamo titolari, abbiamo acquistato la testata semplicemente solo 10 giorni fa e quindi ci siamo preoccupati in primo luogo di stampare l'edizione del 2024. Lo storico lunario di Beppo Gobbo da Casier è salvo da 10 giorni e dell'Associazione Trevisani nel mondo, che è riuscita nell'impresa dopo una lunga e complicata trattativa fatta con estrema discrezione, tanto da tenere all'oscuro anche il professore Emanuele Bellò, che da 40 anni scrive i pronostici legati alla civiltà contadina. Per quanto riguarda il testo del pronostico, che è quello che è sempre più crea interesse da parte dei trevisani, ecco, noi abbiamo recepito quest'anno quello che ci è stato consegnato assieme alla proprietà. Così in fretta e furia è andato in stampa e già nei prossimi giorni sarà disponibile, seppur in edizione riadattata. Siamo riusciti a stamparlo in 10 giorni, è già in distribuzione nei grandi punti di distribuzione, nelle edicole verrà messo a disposizione dalla fine della prossima settimana. Tante le idee già in campo per rilanciarlo per l'edizione 2025. Dopo aver superato questa fase, che era quella dell'emergenza, chiamiamola così, vorremmo poter realizzare una mostra delle edizioni storiche di quello che è stato l'archivio del passato dello Schieson. Io nelle prossime settimane vedrò di parlarne con il professor Bellò, perché credo che anche a lui interessi conservare questo patrimonio della nostra identità, della nostra cultura. È il momento di fermarci per la pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta, concerto dell'Immacolata, venerdì 8 dicembre nella chiesa di San Francesco, evento a scopo benefico organizzato dall'associazione Ogni Giorno per Emma Onlus. Oltre a uno scopo solidale e benefico, una messa con tutte le musiche di Puccini, credo che sia il massimo, insomma, nella Basilica di San Francesco possiamo dare tanto a tutti. Un momento di fede, cultura e beneficenza. Il concerto dell'Immacolata, che si terrà l'8 dicembre nella chiesa di San Francesco a Treviso, sarà un'occasione di raccoglimento e spettacolo, evento che fa parte della programmazione del Natale Incantato 2023 della città. Proporremo la messa di gloria di Giacomo Puccini, un po' in anticipo rispetto a quello che sarà nel 2024 il centenario del grande compositore. Coro e organo di alto valore artistico-culturale dal Coro Metropolitano Veneto con la corale Attilio Zaramella di Sant'Andrea di Barbarana. Lo scopo è quello di raccogliere fondi a sostegno della ricerca medico-scientifica sull'atassia di Friedreich, malattia genetica rara, degenerativa e purtroppo ad oggi ancora priva di cure risolutive. L'ingresso sarà con offerta libera. Ci vediamo al Tempio Monumentale di San Francesco con Emma, questa ragazza straordinaria che sta mettendo a disposizione la sua esperienza di vita per aiutare tante altre persone e soprattutto per continuare a finanziare la ricerca per combattere quella malattia che la sta accompagnando, che non la abbatte ma la rafforza tanto da mettersi a disposizione per tutti gli altri. E siamo allo spazio dedicato ai presepi. Questa sera vi mostriamo quello realizzato dai Vigili del Fuoco di Treviso al comando provinciale in via Santa Barbara. La natività sarà aperta fino a tutto il mese di gennaio. Il tema di quest'anno è stato un tema molto particolare, che è quello della pace nel mondo, quella della pace, del dialogo e del rispetto soprattutto della vita umana. E stiamo vedendo cosa succede nel mondo, ma cosa succede anche in Italia, no? Con tutti questi femminicidi. Cioè veramente sembra che abbiamo perso il lume della ragione. E questo vuole essere un messaggio veramente di pace e di riflessione. Ognuno di noi deve riflettere
su quello che è la vita, su quello che è lo spirito veramente di ognuno di noi, della vita umana. E quindi questo è un messaggio veramente di pace e di solidarietà. Il tema della pace al centro del presepe dei Vigili del Fuoco allestito nella sede del Comando Provinciale di Treviso in via Santa Barbara. Realizzata dai pompieri Giovanni Catanese ed Enrico Pavan, la cerimonia di inaugurazione della Natività è stata accompagnata dal canto del tenore Francesco Milanese, anch'egli Vigile del Fuoco. Presente alla cerimonia, assieme alle autorità civili e militari, anche il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi. Il messaggio è quello che c'è un grande impegno di tanti per il bene comune, l'impegno dei Vigili del Fuoco è chiaro ed evidente, ma è un bel modo di essere qui, questo da parte di tanti, per ringraziarli, per incoraggiarli nel loro lavoro. La tematica che ci propongono è quella della pace, soprattutto per le guerre che insanguinano il vicino Oriente, e anche qui è un messaggio di paziente e tenace impegno contro l'odio, che sembra essere così forte in questo nostro tempo, sembra avere la meglio su tutto, ma la presenza semplice di un presepio che ci porta anche al nostro essere bambini significa che crediamo che il bene sia possibile, e con l'impegno di tutti davvero ce la possiamo fare. Il presepe dei Vigili del Fuoco resterà visitabile fino a tutto il mese di gennaio. Le offerte verranno devolute alla Onlus per mio figlio e alle iniziative dedicate ai bimbi ricoverati nelle pediatrie degli ospedali trevigiani. E vi ricordiamo che per la rubrica Il tuo presepe potete inviarci i video delle vostre natività al numero WhatsApp che vedete 351 17 55 340. Raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte con il cellulare in orizzontale. Specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza. Se volete aggiungete anche i vostri auguri e la descrizione del vostro presepe. Noi siamo pronti a ricevere i video che ci manderete e condividerli assieme a tutti voi ogni giorno all'interno dei nostri telegiornali. Siamo allo sport, quinta vittoria in 7 partite per il Benetton Rugby che consolida la sua posizione in zona play-off superando a Monigo gli Ospreys gallesi per 18-13. Il Benetton continua a stupire e i tifosi ora stanno facendo l'abitudine a risultati entusiasmanti. Nel 7° turno dello URC, lo United Rugby Championship, infatti, i Leoni vincono in rimonta al Monigo e sconfiggono gli Ospreys gallesi per 18-13, dimostrando così anche una grande capacità di rimanere concentrati e lucidi fino alla fine. La meta decisiva la segna Giacomo D'Area a 4 minuti dallo scadere. Nel primo tempo le marcature sono una meta di Bernasconi, trasformata da Umanga al 16° e 4 minuti prima un piazzato di Edwards all'intervallo 7-3 per i trevigiani. Nella ripresa 2 mete gallesi al 41° e 60° mettono in difficoltà il Benetton, che risponde con il piede di Umanga che segna al 64° e al 68° e così a una decina di minuti dalla fine il punteggio è in parità su 13-13. Poi al 76° meta di Dare nell'angolo e difesa rocciosa fino alla fine. Prossimo turno il 23 dicembre alle 14, derby italiano a Parma contro le Zebre, e match di ritorno il 30 dicembre alle 14:30 al Monigo di Treviso. In classifica ha consolidato il 6° posto in zona playoff con 22 punti, ma il 2° posto è solo 4 lunghezze più su. La notte tra martedì e mercoledì prossimi in tutta Europa, soprattutto del nord, si rinnova la tradizione di San Nicolò. E allora con la consueta rubrica della domenica dedicata alla nostra storia torniamo al 1989 con un San Nicolò in piazza Cima a Conegliano, quando per i più piccoli c'erano dolciumi e giocattoli al posto di telefonini e PlayStation. Ed anche quest'anno ci siamo arrivati. Mancano solo 20 giorni a Natale, ma ormai è da metà novembre che si respira aria di festività. Se il 25 dicembre però porta in tutte le case un sapore di gioia e una calda atmosfera, e non solo ai bambini, che attendono ansiosamente la mattina per andare sotto l'albero ad aprire i regali, non di meno succede la notte tra il 5 e il 6 dicembre, quando a portare i regali è San Nicolò. La tradizione è stata nuovamente vissuta oggi a Conegliano, in piazza Cima. San Nicolò ha distribuito regali a tutti i bambini delle scuole locali.
Per risalire a questa tradizione secolare bisogna però compiere un viaggio immaginario che dall'Europa porta in Asia Minore, dove San Nicolò fu vescovo. Qui la storia si fonde alla leggenda e si parla di questo presule che nella notte ingroppa il suo asino, porta l'elemosina ai poveri. Il vescovo fu eletto patrono di Bari nel 1087 e le sue spoglie vennero poi trafugate da una spedizione di veneziani. Questo è il motivo che ha reso la tradizione importante anche nel Veneto, particolarmente sentita nel Coneglianese, dove viene organizzata ogni anno la rievocazione di San Nicolò, portatore di doni. Tutto fa presumere che il San Nicolò abbia avuto tanti fratellastri, nati attorno al XVI secolo, dopo la Riforma, quando i santi non erano particolarmente in auge. Ed ecco quindi Père Noël in Francia, Babbo Natale in Italia e in Inghilterra e Santa Claus in America, esportato dai pionieri. Tutti in comune hanno una lunga barba bianca e un simpatico vestito rosso. Un personaggio che fa sognare i bambini di tutto il mondo. E a proposito, non dimenticate di mettere stasera del fieno per l'asino e un bicchiere di vino per San Nicolò. E con queste immagini storiche si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come sempre le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi. Buona domenica sera. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al Meteo. Settimana dell'Immacolata molto dinamica, con susseguirsi di perturbazioni atlantiche e la neve che potrebbe arrivare fino a quote molto basse o addirittura in pianura. Vediamo come andrà la giornata di lunedì. Sul Veneto inizialmente ampie schiarite soleggiate, con il passare delle ore cielo via via più coperto e nella notte non è escluso anche qualche fiocco di neve fin verso le zone pianeggianti. Le temperature saranno in ulteriore calo, minime sotto zero, massime sui 3-5 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo sole al mattino, a seguire più nubi e cielo diffusamente grigio e coperto. Temperature minime fino a meno 4 gradi, massime comprese tra 3 e 6 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove la nuvolosità sarà in aumento e avremo locali nevicate a quote basse. Temperature minime fino a meno 9 gradi, massime sui 3 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.